Il presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, Gaetano Salemi, unitamente al presidente della zona 26 del Lions Club International, professore Pira, i presidenti del club Ossi Chiaramonte e Zolfare, rappresentanti del club di Agrigento, hanno incontrato al Palazzo di Città il sindaco di Agrigento Miccichè. Il primo cittadino ha dialogato sui grandi temi della città e su Agrigento, capitale della cultura. Ringraziamo il sindaco, ha dichiarato il presidente della zona 26 Francesco Pira, interpretando il pensiero di tutti i presenti per il tempo che ci ha dedicato, come ci hanno indicato il nostro presidente internazionale Fabrizio Oliveira. Vogliamo lasciare l'impronta. L'idea, continua Pira, è quella di avviare una proficua collaborazione mettendo a disposizione le competenze del Lions Club della zona 26 di progetti e interventi segnalati dall'amministrazione comunale. All'incontro era anche presente l'assessore alla cultura e al turismo Costantino Giulla, il presidente del club donato al sindaco il guidoncino dei 4 club. I presidenti del Lions Club della zona 26, dopo aver incontrato il vescovo Monsignor Alessandro Damiano e il sindaco Miccichè, incontreranno nei prossimi giorni il prefetto di Agrigento, dottor Filippo Romano.